frattura della vertebra c'era già prima dell'autopsia sul corpo di Liliana Resinovic, lo rivela l'ATAC dopo un riesame delle immagini. Sergio Resinovic querela il tecnico di laboratorio Molinari. Un regolamento di conti e un avvertimento e la paura che aleggia a Melara dopo l'incendio di sabato scorso. I residenti abbiamo paura, vogliamo essere protetti. L'incendio a Melara è costato 20.000 euro di danni, lo rivela Daniele Mosetti, presidente dell'Ater, che informa di aver già avviato i lavori di ripristino. Raffica di incidenti conferiti questa mattina a Trieste, traffico in tilt, mattinata di super lavoro per pompieri 118 e polizia locale impegnati su più fronti. Grande successo d'ascolti per la diretta della Donata Nazionale degli Alpini di Biella sulle reti Media Nord-Est in Friuli Venezia Giulia, 230.000 telespettatori. Non solo maestro, ora anche dottore, l'Università di Trieste conferisce la laurea ad honorem in psicologia al CT dell'Italvolley Julio Velasco. Si è chiusa l'eccellenza più equilibrata di sempre, il San Luigi vince 6-0 in casa e festeggia la promozione in Serie D, che ritrova dopo 5 anni d'attesa. Buonasera dal telegiornale di Tele4, dunque ancora in primo piano il caso Resinovic, la frattura sulla vertebra T2 c'era già al momento dell'autopsia, contrariamente a quanto rivelato dal preparatore anatomico Giacomo Molinari, che ora è stato querelato per falso dal fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Ci racconta tutto Gianluca Paladin. La frattura della vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic c'era già prima che il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari procedesse alla preparazione del cadavere per l'autopsia. È quanto emerge da una nota dell'avvocato dell'associazione Penelope Nicodemo Gentile, a seguito di uno studio coordinato da Vittorio Fineschi e Stefano Del Rico, consulenti dell'associazione Penelope per la famiglia Resinovic. È stato condotto un riesame delle immagini della TAC eseguita prima che venisse svolta l'autopsia sul corpo della 63enne di Via Verrocchio nel gennaio del 2021. L'avvocato Gentile, sempre nella nota, aggiunge: le dichiarazioni del pirotecnico preparatore anatomico rappresentano pertanto un bluff. Le parole di Molinari, che fino a pochi giorni fa avevano fatto sorgere il dubbio sulla natura di quella lesione, tornano indietro come un boomerang. Il tecnico di laboratorio aveva rivelato alla stampa di aver sentito chiaramente spezzarsi l'osso della vertebra mentre eseguiva una manovra di iperestensione del collo di Liliana durante i preparativi per l'esame autoptico che aveva poi condotto il medico legale Fulvio Costantinides. Un'altra realtà invece emerge a seguito della recente visione delle immagini della TAC. Insieme a questa notizia arriva anche quella della querela per falso sporta da Sergio Resinovic, fratello di Liliana, nei confronti del preparatore anatomico Giacomo Molinari. I residenti del quadrilatero di Melara lanciano un appello attraverso la nostra emittente dopo l'episodio dell'incendio di sabato. Sentiamo. Una volta c'erano anche i bottini con la carta, la plastica, l'abbiamo fatti togliere perché anche là qualche marachella c'è stata e qualche piccolo incendio, ma questa volta è stato molto più grave di quello che si poteva pensare. Un regolamento di conti o un avvertimento? È questo il sospetto che aleggia su quanto avvenuto nella serata di sabato nell'ala blu del quadrilatero di Melara. I residenti ora hanno paura. Proseguono le indagini della Polizia di Stato che sta visionando le immagini di videosorveglianza per individuare il responsabile o i responsabili del rogo divampato quella sera. Un divano e altri arredi dati alle fiamme nello spazio comune fra i civici 33 e 35 dello stabile. Un atto vandalico che ha fatto seguito a molti altri nell'ultimo anno. Pare che ignoti abbiano più volte tentato di accedere alla scala che porta alle terrazze. All'ingresso del civico 35 nel recente passato era stato spaccato un vetro, poi tanti altri danneggiamenti a finestre e oggetti lasciati negli spazi comuni. Come detto, i residenti non sono convinti che stavolta si tratti di una marachella, temono ben di peggio. Secondo quanto appreso, poche ore prima dell'incendio di sabato, nella stessa ala era avvenuta una rissa fra più persone. Che gli episodi siano collegati? Siamo stanchi, siamo stufi, io ho 2 notti che non dormo perché poi insomma ti rivedi le scene. Vogliamo comunque la sicurezza, come ho chiesto ieri, e che, insomma, che ci tutelino un attimo. Abbiamo le telecamere, quindi a questo punto io chiedo che qua non deve esserci più niente negli androni di tutti gli stabili di Melara. Chiedo questo perché onde evitare questi problemi. Chiedo comunque se è possibile, come una volta
le ronde, no? Che comunque di giorno e di notte, perché almeno così siamo più tranquilli, perché ci sono anche persone anziane. Da qualche anno non si parlava più di Melara come zona pericolosa in cui vivere. Nell'ultimo periodo però, riferiscono i residenti, la situazione è nettamente peggiorata. Mi hanno detto che quella notte è stato preso per l'incendio, no, che c'era dentro, non funziona neanche quello, cioè non funzionava l'estintore, quindi sono cose anche fuori norma. Allora che sicurezza abbiamo? Cioè in quel momento tu ti vedi la tua vita in un attimo, che non sai più se vedrai la tua casa, perché può scoppiare tutto in un attimo. E il presidente dell'Ater, Daniele Mosetti, annuncia interventi già in corso per il ripristino dell'area. Vediamo. 15-20 mila euro di danni, telecamere già al vaglio degli investigatori e squadre tecniche in azione da ieri mattina. È la risposta dell'Ater all'incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica nei civici 33 e 35 di Melara. A fare il punto è il presidente dell'Ater, Daniele Mosetti, che questa mattina ha chiarito l'entità dell'intervento in corso e le misure già avviate per ripristinare sicurezza e decoro. Il danno si attesta su qualche decina di migliaia di euro, siamo attorno ai 20 mila euro di danno. I tecnici prontamente sono intervenuti già ieri, sono intervenuti chiaramente nuovamente anche oggi. A poche ore dal rogo l'ente ha già inviato una ditta specializzata per le pulizie straordinarie, ma non solo, sono in programma interventi di restauro e ripristino delle parti danneggiate. Verrà inviata tra l'altro questa mattina una ditta incaricata per svolgere attività ovviamente di pulizie. E poi seguiranno chiaramente delle importanti attività anche di ripristino, di restauro e ovviamente anche di ripetulazione. Riguardo alla questione di sicurezza, Mosetti conferma che l'Ater è costantemente coinvolta in un monitoraggio di implementazione di soluzioni allo scopo di mitigare questo tipo di fenomeni. Le telecamere sono presenti e tra l'altro sono anche visibili. Quindi quello che viene fatto adesso è un'attività appunto di sbobinaggio, quindi l'Ater scarica le immagini che comunque saranno messe a disposizione su richiesta dell'autorità competente. Dopo le denunce dei residenti sul degrado e l'abbandono di rifiuti negli spazi comuni, il presidente Mosetti ricorda che Ater interviene regolarmente dove necessario. In tutto il patrimonio Ater accade una discreta fenomenologia che è quello appunto dell'abbandono dei rifiuti. L'azienda qualora lo ritenga e spesso lo ritiene, va a intervenire appunto con la rimozione del materiale abbandonato. L'episodio ha riacceso il tema della sicurezza percepita. Mosetti rassicura che si lavora in sinergia con le forze dell'ordine per tutelare gli inquilini. La sicurezza percepita è un tema molto, molto caro all'azienda e costantemente con l'autorità competente si cerca di intervenire prontamente. Giornata di superlavoro per 118 e polizia locale a causa di diversi incidenti avvenuti in città. Vediamo. Raffica di incidenti con feriti oggi a Trieste. Polizia locale 118 e vigili del fuoco impegnati su più fronti. Nel primo pomeriggio in via Baiamonti, angolo via Svevo, scontro fra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio la donna di 55 anni in sella al mezzo a due ruote, illeso l'automobilista. Secondo quanto appreso, il conducente della macchina avrebbe tagliato la strada al motorino. La donna è caduta a terra procurandosi diverse ferite, fra cui la frattura di un polso. Stabilizzata in barella dai medici del 118 arrivati sul posto, la malcapitata è stata portata all'ospedale di Cattinara per le cure. Sul posto anche i pompieri per liberare la carreggiata e i vigili urbani per la gestione del traffico, andato completamente in tilt. Poco prima delle 10:30 invece uno scooterista e un ciclista si sono scontrati a San Giacomo all'altezza della rotonda con via di Ponziana. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Campo San Giacomo. Il ciclista 65enne privo di casco è stato sbalzato a terra riportando un serio trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato all'ospedale di Cattinara mentre la polizia locale procedeva con i rilievi dell'incidente e regolava il traffico. Incidente anche alle 8:45 in via Giulia, all'intersezione con via Bonomo, coinvolti una donna di 40 anni a bordo di una Panda e un motociclista cinquantenne. Entrambi correvano in direzione via Battisti. La Panda stava svoltando a sinistra in via Bonomo e il Centauro che stava sorpassando si è andato a scontrare con l'auto. L'uomo è stato portato al pronto soccorso, non in gravi condizioni. Anche in questo caso disagi al traffico.
I consiglieri comunali, la Terza e Famolari di Adesso Trieste e Partito Democratico segnalano con una nota una possibile criticità normativa rilevante nel piano di project financing legato al recupero dell'area del Porto Vecchio. Il decreto 13 del 24 convertito in legge stabilisce che le concessioni marittime a finalità turistico-ricreativa o sportiva non possano superare i 20 anni di durata, una previsione molto diversa dai 50 anni richiesti dal gruppo Costimi. I due consiglieri spiegano e parlano di incompatibilità macroscopica. Grande successo di ascolti per la diretta della Dunata Nazionale degli Alpini di Biella sulle reti Media Nord-Est. 230.000 telespettatori hanno seguito le reti Media Nord-Est in Friuli Venezia Giulia nella Domenica degli Alpini. Un altro record storico per le nostre emittenti, da sempre pronte a mettersi al servizio dei cittadini in occasione dei grandi eventi. Dentro a questo grande risultato va rimarcato pure il dato degli oltre 150.000 che hanno seguito la sola sfilata delle penne nere, che ha visto in passerella, uno dopo l'altro, 100.000 alpini per la Dunata Nazionale fra i viali del centro storico di Biella. Tra questi 20.000 provenienti dalle sezioni del nord-est e 5.000 da quelle storiche della nostra regione, da Trieste a Udine, da Cividale del Friuli a Pordenone, da Gorizia a Gemona, sino a tutte le altre in rappresentanza anche di Carnia e Bassa Friulana. Su Tele4 una diretta ininterrotta, sempre connessi sin dalle prime ore del mattino, una giornata intera per seguire la fiumana di penne nere che si sono date appuntamento a Biella per l'annuale momento di festa, occasione per condividere ricordi, convivialità scanzonata ed amore incondizionato per un riparto storico dell'esercito italiano che porta avanti i valori di sempre. Su TV12 invece una giornata in cui alla Dunata Nazionale si è alternato il grande calcio di Serie A nel solco di una programmazione che in ogni territorio offre i contenuti a cui i nostri amici telespettatori tengono di più. Un momento speciale come sempre quello della Dunata Nazionale degli Alpini, ospitata in passato per 6 volte a Trieste, 5 a Udine e nel 2014 anche a Pordenone. La Dunata del 2026, per la quale vi è stato già il passaggio della stecca, si terrà a Genova e il gruppo Media Nord-Est ancora una volta sarà in diretta per voi. E ancora al vaglio degli investigatori della Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco l'origine dell'incidente avvenuto ieri in strada per Farnei a Muggia, in cui un uomo di 57 anni è rimasto travolto dal crollo di un muro. Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro, responsabilità che al momento non si possono attribuire in alcun modo alla persona rimasta ferita, come forse erroneamente si poteva intendere dal servizio andato in onda ieri sera nel corso del telegiornale di Tele4. È caduto durante una gara di motocross disputando la seconda tappa del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. Giovedì ci sarà l'ultimo saluto, lo possiamo vedere, a Filippo Morello, il 22enne morto sul colpo sulla pista di Romanzi. I funerali si terranno proprio giovedì alle 15:30 nella chiesa di Orsago. Con l'avvio della stagione balneare è partita anche la campagna di campionamenti delle acque del Friuli Venezia Giulia da parte dell'ARPA. Vediamo. Abbiamo classificato l'anno scorso le acque, siamo migliorati rispetto all'anno precedente, abbiamo tutti i punti eccellenti, ad esclusione di uno che è buono. Acqua di qualità eccellente in 65 punti balneabili del Friuli Venezia Giulia, di livello buono ma migliorato da sufficiente solo a Duino Dama Bianca. Sono i risultati dei primi monitoraggi prestagionali effettuati in aprile dall'ARPA, che oggi ha avviato i campionamenti sulle acque per la stagione balneare in 66 punti tra mare, fiumi e laghi, con lo scopo di proteggere la salute e migliorare la qualità dell'ambiente. Pochi giorni fa il risultato di quello che è l'inquinamento dei raggi ultravioletti, oggi andiamo a verificare quello del mare, che si fa tutto l'anno con strumenti scientifici certificati, con personale altamente qualificato dell'ARPA, quindi posso rassicurare tutti che il nostro golfo è al 100% con della buona oppure ottima acqua per la balneazione, non solo perché abbiamo anche
la pesca, abbiamo anche la pescicoltura, quindi tutte queste attività sono oggi messe nella massima sicurezza. Il calendario è stabilito in anticipo, prevede controlli mensili da oggi con doppio campionamento nel mese di luglio. Oltre alla valutazione dei parametri microbiologici, Escherichia coli e enterococchi, viene svolto un monitoraggio specifico sulle microalghe che potrebbero avere implicazioni igienico-sanitarie. Facciamo anche dei parametri delle microalghe che possono dare problemi di tossicità alla salute, quali per esempio l'Osteopsis ovata, che possono dare dei problemi soprattutto alle persone fragili. Abbiamo avuto dei casi l'anno scorso, siamo entrati in allert che poi si sono risolti improvvisamente, quindi nulla di preoccupante, però è importante monitorare per capire se ci sono delle situazioni particolari. Tutt'altro discorso per il fenomeno delle mucillagini, fastidiose ma non pericolose. Non si misura la mucillagine è un fastidio per chi fa il bagno e questo lo sappiamo, è un fastidio anche per chi fa pesca evidentemente, però non è un parametro che rientra nella balneazione. Nuovo consiglio di amministrazione alla GIT di Grado per i prossimi 3 anni. È stato riconfermato come presidente Roberto Marin, 2 nuovi componenti, Michela Cecotti e Enzo Tirelli. La scelta è stata ufficializzata nell'assemblea dei soci composta da Promoturismo, Comune di Grado e Camera di Commercio di Gorizia, che si è tenuta oggi pomeriggio. Soddisfatto Marin ha precisato perché ci permette di proseguire nel percorso di innovazione dei servizi in spiaggia. Non solo maestro, ora anche dottore, l'Università di Trieste ha conferito al CT dell'Italvolley femminile Julio Velasco la laurea honoris causa in psicologia. Il maestro diventa dottore. L'Università di Trieste ha conferito la laurea magistrale honoris causa in psicologia a Julio Velasco. Figura di riferimento dello sport italiano e internazionale, il CT dell'Italvolley femminile, oro alle Olimpiadi di Parigi, ha ricevuto il riconoscimento accademico per l'approccio innovativo alla leadership, alla motivazione e alla valorizzazione del potenziale umano nello sport. Velasco è tra le figure più influenti dello sport internazionale degli ultimi decenni per l'originalità e la coerenza con cui ha saputo integrare i principi della psicologia nella formazione, nella gestione dei gruppi e nella cultura della prestazione. Al termine della cerimonia, Julio Velasco ha tenuto la propria Lectio Magistralis dal titolo Allenare la mente. Non è che bisogna allenare il corpo così la mente sta meglio, ma che dalla nascita l'essere umano attraverso il movimento comincia a utilizzare i concetti, mentre che dopo, quando fa sport, soprattutto uno sport di squadra, non usa i concetti. Quando noi diciamo pensa quando giochi, diciamo una cosa che non è possibile, perché il gioco è troppo veloce per pensare con i concetti come pensiamo normalmente. Il cervello del giocatore è un altro circuito, usa un altro circuito che noi dobbiamo capire, conoscere per poter allenarlo. Un traguardo emozionante, quello di oggi. Il golpe militare del 1976 in Argentina aveva costretto Julio Velasco alla fuga, rinunciando così a proseguire gli studi. E quindi mi è sempre rimasto, no? Questa cosa che non ho potuto finire l'università. Infatti oggi sono venute le 2 figlie di un mio intimo amico che purtroppo è morto per una malattia, che lui ci teneva. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato lui, quando mi è arrivato questo invito, perché lui ci teneva tantissimo a che io finisca, perché lui è diventato poi preside della facoltà di Humanidades della Plata, no? Dove c'era psicologia, filosofia, storia, eccetera. Come mia mamma d'altronde, che ci teneva a... Mia mamma sarebbe stata contenta, ecco, che oggi uno dei 3 figli avesse una laurea anche se honoris causa, anche se diversa. Ed è credo molto bello che un'università come la nostra, in cui il senso di squadra, il senso di comunità, il senso di vicinanza ai giovani è certamente al centro di tutte le nostre attenzioni, dare un riconoscimento a chi ha dimostrato l'importanza della gestione ma anche del supporto al carattere, alla motivazione, alla voglia di crescita dei giovani per ottenere risultati più elevati. Un disegno di legge sarà portato in Parlamento da Fratelli d'Italia su iniziativa della senatrice Tubetti per aggiungere alla salvaguardia già prevista dalla legge per il Monte Sabotino a Gorizia, quale sito della Grande Guerra, anche quella di area protagonista della Guerra Fredda. La proposta mira a mantenere l'imponente tricolore illuminato e la monumentale scritta Viva l'Italia. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità.
La Pallacanestro Trieste, che ha chiuso al 6° posto in classifica la stagione regolare, dovrà vedersela con Brescia ai play-off. Marco Stabile. Solo la Stefanel, nelle storiche 2 stagioni di vertice dei primi anni 90, terza nel 93 e quarta nel 94, ha fatto meglio della versione americana della Pallacanestro Trieste, che chiude il campionato al 6° posto con 36 punti conquistati. I giocatori biancorossi svettano anche individualmente in varie classifiche specialistiche. Ruzier, 3° posto per percentuale del tiro da 3 punti col 45,7%, Brown 4° per valutazione con 18,7 a partita, Uthoff 5° sia per rimbalzi difensivi 5 a gara che per stoppate 1,2, Johnson 4° per carambole offensive 3,2 e poi Valentine, croce delizia come di consueto al vertice sia per palle recuperate che per palle perse. Quanto ai playoff, Trieste, che ha preso la parte di tabellone di Trapani mentre Milano e Bologna sono da quella opposta, se la vedrà con Brescia sabato 17 maggio gara 1 e lunedì 19 maggio gara 2 a Brescia, giovedì 22 la gara 3 in campo neutro, eventuale gara 4 sabato 24 maggio a Trieste, eventuale gara 5 ancora a Brescia lunedì 26 maggio. I'm just really happy we got a win before playoffs. It's really important for us. Molto contento di questa vittoria, l'ultima prima dei playoff, anche tutta la squadra è molto contenta. Really gets our energy going before playoffs. It's really important for us to have our energy and have our positivity at the highest level going into playoffs so that we all play at our best. Ci aiuta veramente ad avere energia e positività entrando nei playoff, tutta la squadra sente questo ed è ottimo entrare ai playoff sempre con la carica di una vittoria. Ma le cose che lui fa, che non ogni tanto arrivano qui nel box score, è fondamentale per la squadra. E il suo aggressività, energia, è un po' il sangue di questa squadra. Quanto all'accoppiamento con Brescia, squadra che ha nel totem Miro Bilan il proprio maggiore pericolo, sarà interessante capire se l'aggiustamento fatto dal GM Arcieri con l'acquisto di Kelly e la possibilità di schierare il quintetto più lungo, come già provato con Sassari, e un'eventuale staffetta difensiva sul pivot croato possa pagare dividendi. Having a bigger lineup in can really throw teams off, especially when throughout the season we've gone small in certain situations. So I think that would throw a lot of teams off, seeing Trieste going big at moments. Penso davvero che avere questa possibilità di avere un quintetto molto grande in campo come oggi possa essere una carta da giocare che possa spaesare per un momento l'avversario, perché siamo una squadra che durante la stagione in tanti momenti è andata piccola, quindi la possibilità invece di andare molto grandi come abbiamo fatto oggi a tratti possa essere un'arma in più nei playoff. E questa sera torna l'appuntamento con il caffè dello sport alle 21:15 con Mike Arcieri, GM della Pallacanestro Trieste, Maurizio Costantini, allenatore, Raffaele Baldini, giornalista del Piccolo, e Luca Vendramo, blogger fallo tattico, tutti ospiti di Marco Stabile. Naturalmente parleremo anche della Triestina e del fatto che la sua salvezza passerà sicuramente tutta per l'ultima partita al Rocco in programma sabato 17 maggio. Quindi appuntamento al caffè dello sport. E parliamo invece del San Luigi. Si è chiuso il campionato d'eccellenza, il San Luigi festeggia in casa la promozione in Serie D, solo ieri la certezza matematica. Vediamo. Festa a San Luigi, la squadra di Trieste torna in Serie D dopo 6 anni. L'ultima volta in interregionale la squadra del presidente Peruzzo venne retrocessa a causa del Covid. Adesso ritorna per vendicare quella stagione, per giocarsi una stagione intera e vince l'eccellenza più equilibrata di sempre. Sembrava nessuno riuscisse a trovare la soluzione a questo campionato. L'ha trovata mister Pocecco con i suoi ragazzi e all'ultima giornata non si può sbagliare contro il Maniago Vaillant nel testa-coda. Finisce 6-0 con i gol di Vagelli e Carlevaris, doppietta, e i singoli di Cofone e Olio, che chiude la giornata con un bellissimo gol per il 6-0 finale. Poi può cominciare la festa. Per questo San Luigi, che raggiunge quota 63 in classifica, che vince con un punto di distanza sul Tamai, che vince l'eccellenza di nuovo e riabbraccia la Serie D. Questo fine settimana a Porto Vecchio a Trieste si accenderà di energia e partecipazione con la Rosso Corri Trieste e la Family Run sabato 17 maggio. Vediamo.
Trieste si prepara a correre incontro al tramonto con la 22esima edizione della Rosso Corri Trieste e la seconda Rosso di Sera Family Run, in programma sabato 17 maggio nello scenario in trasformazione di Porto Vecchio. L'evento, organizzato dalla ASD Promo Run con il Comune di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'azienda Rosso, unisce sport, feste e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della rinascita urbana. Ogni weekend abbiamo tante discipline diverse e tanti eventi sportivi veramente importanti e di grande impatto sulla città. Questo sabato ci sarà tramite Promo Run questo evento in Porto Vivo, un percorso tutto all'interno di Porto Vecchio, sarà un percorso non solo agonistico ma anche dedicato alle famiglie, ai bambini e anche ai nostri amici a quattro zampe, quindi uno sport a 360 gradi dedicato veramente a tutti, aperto a tutti, perché lo sport deve essere anche un momento di festa, quindi grande soddisfazione per il Comune di Trieste di poter abbracciare continuamente eventi sportivi di ogni genere. Si parte alle 18 con la Family Run, 3 chilometri aperti a famiglie, bambini e animali in un percorso animato e solidale. Il ricavato andrà alla Fondazione Burlo Garofalo e a sostegno della salute pediatrica. Alle 19:20 spazio ai runner con la 10K competitiva, gara FIDAL e la prova non competitiva aperta a tutti. Torna la Rosso Corri Trieste sabato 17 maggio, le gare a cui ci si può iscrivere sono 3, 10K competitiva, 10 non competitiva e Rosso di Sera Family Run. La novità di questa edizione sarà il tramonto, la gara si svolgerà al tramonto, quindi una location molto suggestiva in cui provare l'esperienza di correre tutti insieme verso sera. Testimonial d'eccezione l'olimpionico Gelindo Bordin, oro nella maratona di Seul del 1988 che sarà presente al via. Attesi top runner Martin Kiprotic e Barbara Vassallo. Per tutti i partecipanti t-shirt tecnica, gadget e medaglie nel legno riciclato, iscrizioni online fino al 13 maggio, poi anche in loco nei giorni precedenti l'evento. E da domani il Teatro Miela aprirà ancora una volta le sue porte alle giornate dedicate al genio del musicista Erik Satie. Tornano al Teatro Miela le giornate dedicate a Erik Satie dal 13 al 17 maggio. Primo evento in programma, la mostra Piccotterie dedicata a Cesare Piccotti, recentemente scomparso, fondatore e anima con Rosella Pisciotta del Miela. Festival storico a cui il Teatro Miela ha sempre dedicato delle giornate durante il compleanno. La manifestazione di quest'anno, che è Satie Rose, che è sempre stata dedicata a Rosella Pisciotta, quest'anno invece è dedicata a Cesare Piccotti. Ricco il programma musicale della rassegna. Quest'anno la collaborazione del Teatro Miela per il Festival Satie Rose con il Conservatorio Tartini si sviluppa su 3 serate, 2 nuove opere, una di una nostra studentessa, anzi diciamo ex studentessa perché si è appena laureata, Ingrid Macius, su testi tra gli altri anche di Satie, un'altra opera del mio collega Mario Pagotto, nostro docente di composizione, Sissi Rampi. Nelle serate del 15, 16 e 17 maggio andrà in scena Il sogno di Satie. È un viaggio all'indietro nel tempo dove Erik Satie cerca di convincere se stesso di 20 anni prima a non innamorarsi perché ritiene essere stato il più grande sbaglio della sua vita. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.